Le allerte meteo, purtroppo ormai frequenti, servono a mettere al riparo le popolazioni, ma vogliono essere uno strumento per le amministrazioni locali perché si adoperino per evitare danni ai propri cittadini. Guardando le drammatiche immagini di Catania nei giorni scorsi e di altre località dove il maltempo si è accanito, gli agrigentini si sono chiesti cosa accadrebbe ad Agrigento in caso di tempesta. Ebbene, la risposta è arrivata e bisogna ringraziare il cielo se non ci sono stati danni alle persone. La cronaca parla di città allagata e di cittadini salvati e accade purtroppo ogni qualvolta piove a dirotto e puntuale arriva l'invito a non muoversi da casa e puntuali arrivano anche le ordinanze che chiudono tutto. Come sempre ci si mette la coscienza a posto, aspettando la prossima allerta, piuttosto che rimboccarsi le maniche. Ci sono casi per i quali qualcuno dovrebbe finalmente rispondere. Una vergogna storica ad Agrigento è rappresentata dal Viale delle Dune, dove quando piove è messa a repentaglio la sicurezza della gente che vi transita. Una vergogna storica, appunto. Delle negligenze passate non può certo rispondere l'attuale amministrazione comunale. È chiaro però che la città non può continuare ad essere sommersa da nord a sud. Allora bisogna recuperare il tempo perduto, dimostrando con i fatti di volere salvare Agrigento dalla deriva. E non ci sono scusanti. Intanto si deve levare forte la preghiera al buon Dio perché aiuti Agrigento e la sua provincia ad uscire fuori dall'emergenza, come quella vissuta nelle ultime ore a Sciacca.